È iniziato ieri sera il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, un appuntamento che per 3 giorni vedrà radunati a Venezia vari rappresentanti delle 21 regioni e delle province autonome, rappresentanti delle istituzioni, accademici e stakeholder di tutta Italia. Momenti trasversali in cui si parla a 360 gradi di tutta una serie di tematiche e che vedranno poi proprio oggi anche la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella presso il Palazzo Ducale, e il giorno successivo, il giorno martedì, alla Fenice ci sarà anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un vanto per il Veneto, ospitare il villaggio delle regioni, che sarà presente anche in campo San Polo, dove ci saranno tutti i vari rappresentanze delle regioni stesse, con tutti gli stand del caso. È un momento importante dove il Veneto accoglie l'Italia in luoghi importanti suggestivi come quello di ieri sera presso il palazzo della scuola San Rocco di Venezia, e successivamente poi negli altre location. Ancora una volta la nostra regione si presenta in maniera importante all'occhio, alla visibilità dell'Italia intera e possiamo dire anche del mondo. Il passaggio di consegne è stato dato ieri sera tra la regione ospitante, sia il Veneto, alla prossima ospitante del prossimo anno in regione Toscana. Allora, siamo allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto che da quest'anno gestisce questo ristorante. Ho riservato per le ultime 2 settimane di maggio una promozione dal lunedì al venerdì con le pizze al 50%, in modo da essere invogliate a venirci a trovare, capire che entrare in parcheggio, prendersi la tesserina, venire a mangiare e poi noi in cassa rimborsiamo azzerando la tesserina, e quindi diventa piacevole venire a trovare anche noi con i nostri piatti, col pesce fresco e le nostre pizze un po' più particolari delle altre.